Di nuovo in diretta per andare a Cessalto e raccontarvi quella che prima ho definito una storia paradossale, perché il comune deve pagare un conto salatissimo a un canile dopo il sequestro di una ventina di volpini che era avvenuto poco prima di Natale lungo la 4 a Cessalto, comune che è pronto a costituirsi parte civile contro i responsabili. Io ho visto la fattura alla fine, non sono stato informato dell'intero procedimento, anche perché diciamo, avrò modo poi di, nel caso in cui ci sarà un successivo, e spero ci sarà un successivo giudizio, quindi in tribunale, un procedimento in tribunale, di presentarmi ed essere parte civile direttamente per il rimborso di queste spese. 20 tra barboncini e volpini abbandonati durante il periodo natalizio in autostrada nel territorio di Cessalto e portati poi all'EMPA, dove i volontari se ne sono presi cura sia sotto il profilo medico-sanitario sia sotto quello sociale per trovar loro una nuova casa. Ma il conto da pagare per adesso è arrivato al sindaco. La prima fattura mensile è di 3.000 euro, 3.500, quindi potenzialmente potrebbero esserci ancora altri 2 mesi da pagare e quindi andremo su una cifra attorno ai 10.000 euro. E ripeto, non ce l'ho assolutamente contro le associazioni che anzi mi hanno sicuramente ridotto quello che è il prezzo che avrei dovuto sostenere in qualsiasi altra attività commerciale per mantenere questi cani, e soprattutto si sono attivati da subito perché questi cani possano avere una famiglia e soprattutto anche metterli in sicurezza. Un problema, quello dei sequestri degli animali, che si ripercuote sui comuni che devono far fronte a innumerevoli spese. La cosa che mi rattrista di più è che vengono sequestrati dei animali in territorio all'interno dell'autostrada, quindi in cui io non ho nessun potere, vengo informato solo alla fine del procedimento e mi sento praticamente come amministratore solo un bancomat da attingere delle risorse per il mantenimento, in questo caso di questi poveri cuccioli che sono stati sequestrati, e in altri casi magari cose molto più spiacevoli. C'era stato anche un caso di minori non accompagnati, ma il sindaco elenca le altre problematiche di cui farsi carico. Oppure dei rifiuti abbandonati, rifiuti pericolosi, la bonifica di alcune aree magari a seguito di incidenti. Quindi diventa comunque un costo importante che viene poi assorbito da quello che è il bilancio di un comune di 3.800 anime. E così, per risparmiare, pensa a una soluzione. Adesso troverò il modo anche più economico per farlo, magari presentandomi direttamente all'inizio del procedimento senza essere rappresentato da parte di un avvocato, perché altrimenti avrei ulteriori spese. Andiamo adesso a Vittorio Veneto per il caso di rabbia canina che aveva preoccupato non poco l'intera comunità. Si è conclusa la campagna vaccinale gratuita sul territorio, ma l'attenzione, dice la sindaca Bagliana, resta alta. Sì, si è conclusa la campagna che era stata promossa dall'ULSS con la nostra collaborazione, però l'ordinanza continua ad essere permanente, nel senso che invitiamo comunque tutti i proprietari di cani e gatti a procedere alla vaccinazione antirabica per chi non l'ha fatto. 1.860 animali d'affezione vaccinati, di cui 1.262 cani e 598 gatti. Si è conclusa definitivamente la campagna antirabica gratuita dopo il caso di virus riscontrato su un cane proveniente dal Marocco. L'iniziativa, promossa dalla ULSS 2 attraverso il Dipartimento di Prevenzione in collaborazione col Comune di Vittorio Veneto, ha coinvolto per un mese l'intera comunità locale nella tutela della salute animale e della salute pubblica. Da adesso in poi appunto la gratuità è terminata, quindi da adesso invitiamo appunto i cittadini a proprie spese a fare ricorso appunto alla vaccinazione. Per assicurare la copertura di tutte le giornate degli ambulatori aperti si sono alternati oltre 30 medici veterinari provenienti sia dall'ULSS 2 sia da altre aziende sanitarie limitrofe. Il lavoro sul campo è stato affiancato da una decina di amministrativi impegnati nell'aggiornamento in tempo reale della banca dati, un lavoro importante i cui effetti però si potranno vedere solo tra 6 mesi. L'incubazione del virus è di 6 mesi
e quindi questo non può essere, dobbiamo ancora aspettare, quindi per essere certi di tutto. E naturalmente noi auspichiamo che il virus sia stato isolato in questo unico animale, però insomma non dobbiamo abbassare la guardia. E noi continueremo a promuovere la vaccinazione e poi vediamo la percentuale di copertura che verrà raggiunta. Da Vittorio Veneto alla Piana del Cansiglio il passo è davvero breve. Nel Cansiglio, dove continua il dibattito se istituire o meno un biglietto d'accesso. Secondo l'assessore al turismo e vicepresidente della Giunta regionale del Veneto è sicuramente un modo per gestire gli eccessi, anche se la soluzione definitiva sarà la prenotazione via web. I ticket non sono sicuramente un benvenuto per i nostri ospiti, però abbiamo sicuramente delle realtà che vanno governate e non farsi governare dal turismo. Il Cansiglio è una di quelle dove la Regione intende governare il turismo e i suoi eccessi. A confermarlo il vicepresidente e assessore di comparto del Veneto, che però non specifica se con un biglietto d'entrata vero e proprio o il pagamento di uno stallo di sosta magari prenotato per tempo. Perché, secondo il vicepresidente Pavanetto, il futuro della Piana, divisa tra 3 comuni, 3 province e 2 regioni, e in genere di tutte le località turisticamente ricercate, sta nella tecnologia. Nell'era digitale tutte le informazioni che raccogliamo e che costantemente raccogliamo possiamo sicuramente invitare e fornire le informazioni ai nostri turisti per frequentare le nostre località nei periodi dove magari non c'è l'affollamento. Quindi prenotazioni d'entrata via web, non necessariamente a pagamento, ma sicuramente a numero chiuso, per il bene del turista e quindi del turismo stesso. Una cultura di rispetto del territorio e quindi un turismo responsabile e che sia anche, diciamo, rispettoso appunto di quello che è l'ambiente che lo circonda, rispettando non solo se stesso ma anche il turista a fianco, che naturalmente non deve trovarsi ingorgato nel traffico. Il nostro servizio storico della domenica, il meteo di 40 anni fa, meteo che è protagonista delle cronache. Stiamo vivendo un'estate torrida, alternata a nubifragi, vento forte, grandinate intense. Si parla spesso di cambiamento climatico, il dibattito è aperto e allora fa pensare che certi eventi sono capitati anche nelle estati di 40 anni fa, dove l'impegno principale era nella prevenzione e nella formazione della protezione civile, come ci racconta il servizio del nostro telegiornale del 20 luglio 1987. Alta Savoia, qualche giorno fa, un torrente in piena travolge un camping provocando numerose vittime. In queste ore la Lombardia è alle prese con le tragiche conseguenze di un nubifragio in Valtellina. Sul Montello, dalle nostre parti, è tornato lo spettro della tromba d'aria dopo i miliardi di danni causati negli ultimi 2 anni da calamità incredibilmente simili tra loro, sia per modalità di accadimento che per zona colpita. Calamità, una parola spesso considerata pura teoria, che invece anche dalle nostre parti sembra divenire ricorrente, drammatica realtà. In questi casi chi di noi non ha mai sentito parlare di protezione civile, della macchina dei soccorsi, degli interventi d'urgenza, ma quanti di noi sanno realmente che cosa vuol dire attivare la macchina dei soccorsi? Oggi l'abbiamo chiesto al dottor Vittorio Capocelli, capo di gabinetto della Prefettura di Treviso, l'ente centrale del coordinamento degli interventi in caso di calamità. Spiegazione complessa: il funzionario definisce la protezione civile l'insieme di quegli enti, vigili del fuoco, forze di polizia, Croce Rossa, guardie forestali, volontari organizzati, chiamati ad intervenire operativamente sul luogo della calamità. Il tutto coordinato dalle prefetture e dai comuni in chiave locale e diretto su scala nazionale dal competente ministero. Da quest'ultimo può avvenire l'allertamento o la richiesta di intervento con iter dal vertice alla base, se così si può dire, ma più spesso il procedimento è il contrario. L'allarme può avvenire invece, diciamo, dal basso, cioè dalla periferia, parte da un cittadino. I
il cittadino il quale segnala al sindaco, all'autorità locale, l'autorità locale deve immediatamente informare la prefettura quando, diciamo, l'evento calamitoso esula dalla sua portata, dalle possibilità di intervento. Se è poca cosa può l'amministrazione locale risolvere il problema, lo risolve, altrimenti deve chiedere l'intervento. Quindi intervengono le altre forze concomitanti, il comune si attiva immediatamente per i primi soccorsi, per quantificare l'entità del danno, la portata eccetera, per apprestare le piste di atterraggio per elicotteri eccetera eccetera, i posti per le tendopoli, per guidare i primi soccorritori che dovessero giungere sul posto. Naturalmente noi facciamo l'altra parte, quella del raccordo, del coordinamento, e attiviamo tutti quegli altri organismi di cui si è prima parlato. E che cosa vi serve di sapere per intervenire nel modo più appropriato? Occorre conoscere in primo luogo il tipo di pericolo, il tipo di evento calamitoso che si è verificato e quindi la portata, il luogo in cui si è verificato, esattamente la località anche, per stabilire il tipo di intervento. Mi spiego, di fronte a un determinato evento occorrono determinati mezzi, altrimenti siamo, diciamo così, fuori dalla portata di un intervento immediato, quindi c'è una dispersione di energie e perdita di tempo che molte volte può essere preziosa. Alla fine la domanda d'obbligo: dalle nostre parti la famosa macchina del pronto intervento è davvero efficiente? Noi riteniamo di essere in grado di affrontare qualunque tipo di evento senza fare, diciamo, senza volerci tanto esaltare, senza volerci, credo che siamo in grado di affrontare con la dovuta tempestività, soprattutto con la dovuta preparazione, con la dovuta efficienza qualunque tipo di evento. Certo è che poi sono le circostanze, ripeto, come accennato prima, di tempo e di luogo, che incidono molto anche sul tipo di intervento, che incidono molto anche sulla qualità dei soccorsi eccetera. L'efficienza totale, ricorda il dottor Capocelli, è sempre un piccolo grande passo più in là della realtà. Certamente è ingiusto pretenderla, ma se ce ne sarà bisogno possiamo star certi che tanta gente farà l'impossibile. Questo è il servizio andato in onda il 20 luglio del 1987, ma torniamo ai nostri giorni, torniamo alla grande bellezza dei fuochi del Redentore, la notte dei fuochi che vi abbiamo trasmesso in diretta. Ci lasciamo con la copertina finale curata da Mattia Pizzaia. Subito dopo la sigla c'è come sempre il meteo. Questa sera dunque ci lasciamo così. Buona serata. Dei fuochi, ed eccolo qua, i fuochi del Redentore.